Quando e come hai iniziato a fare questo lavoro? Questo qua non è un lavoro, è un hobby. E ho cominciato nel 71, però c'è da dire che dunque nel 71 avevo 19, già a 13 anni mi sono tagliato, ho già fatto i primi punti in pratica. Poi ho avuto occasione nel 71 di poi stare nelle Sgorbie, c'era un corso a Sutrio, ho iniziato così, ecco. Ha frequentato una scuola professionale o ha appreso il mestiere da altri scultori? Diciamo che il mestiere lo si ruba. Io ho iniziato appunto facendo questo corso, ma serve un po', ma più che altro per l'acquisto delle sgorbie, diciamo. Poi bisogna metterci del proprio, fare, sbagliare, continuare. Comunque rubando un po' il mestiere e un po' mettendoci del proprio, ecco. Occorrono delle capacità particolari per fare questo mestiere? Non mi risulta, perché dal 90 al 95 ho cercato di insegnare quello che sapevo ai ragazzi, ce n'era un centinaio, e alla fine di 2 o 3 corsi abbiamo fatto una mostra eccezionale. Qual è il suo motivo di ispirazione all'inizio di ogni sua opera? L'ispirazione può essere presa da un pezzo di legno, che si vede e si parte e si fa. All'inizio magari prendevo un disegno già fatto e cercavo di modellarlo a mio modo. Devo dire che con il corso di taglio non si faceva figurativo, ma bensì foglie, robe così, insomma, no? Poi mi sono messo da me, ho cominciato a fare delle figure copiando magari una statua, già mettevo la cosa di gesso, cercavo di rifarlo, così. Adesso come adesso, che so, voglio fare un personaggio, gli faccio la fotografia per dire ne ho fatti di quadri, qua ne ho fatti parecchi di foto di gente per esempio del paese, dipende da quello che si vuol fare, ecco. Questo quadro praticamente siamo partiti da una fotografia, no? Riportata sul legno e poi solamente saper andare avanti un po' piano piano senza rompere, perché quando è portato via non si riporta più. Questo qua mi ha occupato abbastanza tempo perché ci sono tanti particolari e andare dentro là con gli attrezzi è un po' un problema, con le sgorbie è un problema. Quali tipi di legno usa per realizzare le sue opere e perché? Diciamo che ho usato noce, l'arice, la dana come l'abete bianco, poi cedro, platano, tiglio. Quali sono i caratteri dei tipi di legno che usa? Allora, diciamo che il tiglio è tenero, compatto, uniforme, anche il noce, solamente che è più duro, il noce è più duro. Poi ho usato il platano, per esempio, se lavorato appena tagliato è, diciamo, tenero alla pari del noce, no? Poi quando è duro è già diverso. Anche l'arice non è male, però c'ha le venature, bisognerebbe che si sia la prima parte del tronco, perché poi se sono contorti dipende, ma comunque bisogna scegliere anche un po' il legno per fare le cose, perché poi non so, il
anche il cedro è abbastanza domabile, insomma, a parte i nodi, ma insomma. Quali sono le macchine e gli attrezzi che utilizza? Se devo piallare e fare fare un quadro, metto assieme, ho una combinata e faccio così. Se devo fare una scultura, inizio con una motosega e gli do la prima sbozzata e poi vado avanti con sgorbi e quello che serve, insomma. Ogni scultore ha un suo modo di fare. Cosa manca perché questa passione possa diventare un lavoro? Cosa manca? Manca la gente che capisca che se i lavori fatti a mano si sta tanto tempo e il tempo costa e di conseguenza gente che sia disposta a pagare, che è difficile da trovare, ecco. Tutto lì. Perché adesso come adesso la gente pensa che il lavoro sia fatto sempre con le macchine. In parte è vero, ci sono gli artigiani che fanno il pezzo unico, però dietro c'è anche il pantografo che lavora e fa 100 pezzi che nessuno ha bisogno di fare niente, rifinisce. Io sono stato in Val Gardena e ho visto che era un cane, no? Bel cane. Costa? Quanto costa? Costava a suo tempo 10 milioni di lire. 10 milioni di lire. E dico, pezzo unico? Sì, è un pezzo unico. Anche se fino a 10 pezzi è sempre un pezzo unico. Praticamente se fatto la copia, no? Per 10 pezzi è sempre un pezzo unico. Ecco.